sul nostro salotto. Abbiamo detto è in uscita questo album Sogni e Bisogni perché come dire è imminente adesso tra aprile e maggio. Sì, tra aprile e maggio Scoprirete, uscirà. se non ti togli tu scoprirete diciamo le carte e prego adesso mi ha fatto distrarre, mannaggia la miseria. Se voi portate via il bicchiere a Mao, anche se il bicchiere è vuoto, Mao ha dei mancamenti perché il bicchiere parlo quello il bicchiere è mio. La tua, tra l'altro. No, tu no, il mio io non bevo, lei è suo il bicchiere. Allora diciamo, aperti i bicchieri che vanno e che vengono. Abbiamo detto questo è un album sul quale avete lavorato, avete anche deciso di in qualche modo presentare in maniera vostra. Mi dicevi che vi siete concentrati su un ufficio stampa piuttosto che su un'etichetta. Come mai? Perché l'impressione, allora abbiamo fatto uscire un album a settembre 2016, il primo album l'abbiamo buttato un po' in giro nel mondo a varie etichette, uffici stampa, e l'impressione che ci siamo fatti ad oggi è che l'etichetta possa servire relativamente, nel senso che chi fa poi tutta la parte promozionale in effetti è l'ufficio stampa. L'etichetta si prende anche una parte, per quanto minimi, di quelli che possono essere i guadagni, quindi prima di fare questo passo e questa scelta vogliamo vedere e capire se un ufficio stampa davvero ci può aiutare a far sì che la nostra musica si possa spargere un po' in giro. Se poi arriverà un'etichetta, ben venga. Ben venga, quello è chiaro. Allora, senti, abbiamo ascoltato il primo brano, come si intitolava? Il primo brano si intitolava L'Involuzione. L'Involuzione. Il secondo che vi facciamo si intitola proprio Sogni e Bisogni, quindi è la title track. Sì, diciamo. Esatto. Questa è la title track. Nonché primo singolo. Quindi la sentiamo. Quindi è proprio una super anteprima. Una super anteprima. Qui al salotto siamo anche in streaming, andremo poi anche in radio. Signori e signori, facciamogli un bel applauso, loro sono i Notte. Dentro quei sogni presenti e coscienti, continui turbamenti dell'anima. Ed aspettavo la tua voce eccola qua, è giunta infine come un soffio d'aria. Una farfalla tocca il cuore se ne va, son pochi 2 minuti per saziare necessità. Se mi aspettavi amore, ecco sono qua. Ho corso un rischio, non importa, inventerò che un elefante mi ha rapito dal comò. Guardarti è troppo bello, ma toccarti anche di più. Sogni, bisogni, lamenti, continui movimenti dell'anima. Dentro quei sogni presenti, coscienti, continui turbamenti dell'anima. Ci sono giorni che però non passa più, perso tra i dubbi una vera atrocità. Che sarà vero che mi pensi che mi vuoi, allora molla tutto, cosa fai, resta con me. Sento il bisogno di amarti sempre più, ma è difficile lasciar tutto così. Non sono bravo, un po' codardo, non lo so. Ti prego resta immobile, aspetta ancora un po'. Sogni, bisogni, lamenti, continui movimenti dell'anima. Dentro quei sogni presenti e coscienti, continui turbamenti dell'anima. Ci sono sogni, bisogni, lamenti, continui movimenti dell'anima. Dentro quei sogni presenti e coscienti, continui turbamenti dell'anima. Siamo ancora qua, coi nostri sogni è un bisogno unico.
Ma tu che ascolti, tu ci speri un po' per noi, ci vedi infine insieme o ti frega poco, dai. Ci sono sogni, bisogni, lamenti, continui movimenti dell'anima. Dentro quei sogni presenti, coscienti, continui turbamenti dell'anima. Ci sono sogni, bisogni, lamenti, continui movimenti dell'anima. Dentro quei sogni presenti, coscienti, continui turbamenti dell'anima. Attenderò e solo io ti lascerò. Ti scorderò, ritroverò, ti bacerò. Grazie. Questa era Sogni e Bisogni, i Not qui al Salotto. Allora, io so che abbiamo parlato prima della distribuzione, del modo in cui andrete a diffondere questo album, però so che nello scorso, insomma, nell'album precedente avete collaborato, credo almeno per un paio di brani, con effettivamente magari le etichette discografiche, però come dire invece un musicista, un produttore e una persona d'esperienza, invece averlo in studio che lavora con un gruppo è sempre, come dire, un punto in più. Come è andata quindi nel vostro caso, che se non sbaglio avete avuto Vicio dei Subsonica che ha messo lo zampino in un paio di brani? Sì, è iniziato così, avevo scritto un po' di brani, collaboravamo già assieme noi e non sapevamo esattamente ancora che forma dare a queste canzoni, sicché ne abbiamo portate un po', 6 o 7 a Luca Vicini, Vicio dei Subsonica, più conosciuto come Vicio, e lui ne ha scelte un paio e quindi da questi 2 brani fatti con lui siamo partiti. Per me sono stati fondamentali, devo dire, continuare a riconoscere, perché mi ha sicuramente aiutato a capire meglio come poter poi proseguire sugli altri brani, come scriverli, e infatti devo dire che dopo questa collaborazione iniziale con lui, insomma, è venuto tutto abbastanza semplicemente. Senti, per il prossimo brano, io lo dico per tutti gli appassionati di chitarra, stiamo parlando di una chitarra sdraiata per quanto riguarda il chitarrista, questa come è la chitarra di Ben Harper, adesso detta così perché sa anche chi ci ascolta. Proprio la sua di invece, Ben Harper. Tecnicamente è quella di Ben Harper, gliel'hai rubata. Te l'ha prestata Ben Harper. Questa è... quello dopo che è andato da Manuel Agnelli è diventato molto più democratico, quindi regala le chitarre. Ha regalato questa chitarra, che è una di quelle chitarrine che però bisogna suonare con quella cosa che si chiama bottleneck, se non sbaglio, un pezzettino di metallo che adesso sentirete quel suono per sempre per i profani, un po' hawaiano, adesso lo dico profanamente, però siccome è contento Ben Harper di sapere che lei ha definito hawaiano così, però ci sta in effetti. Vabbè, non me ne abbiate, era per dare anche un po' di risalto invece a questo strumento che adesso sentirete suonare, che è uno strumento molto particolare, per il prossimo brano che invece si intitola Lentamente ed è tratto dal primo album. Dal primo album, i Not, qui con Lentamente. Fede che non c'è, perduta molto presto, chiuso qua, 2 metri per 2 metri vivere. Lentamente volo, vado via da qui, sorrido, sento la mia libertà. Lentamente lascio questa chitarra, un nome a queste mura umide. I ricordi di un bambino sono lontani, una casa e dei sorrisi intorno a me.
storia di una vita spenta presto, sogno ali per volare via da qui. Lentamente cado, vado via da qui, sorrido e sento la mia libertà. Lentamente lascio questa chitarra, un nome a queste mura umide. Pagare ho pagato, i peccati li ho scontati, avrei voluto avere una fede in questo luogo, ucciso lentamente, privato della dignità, infine me ne vado, preghi Dio per l'aldilà. Via da qui, sorrido e sento la mia libertà. Lentamente lascio questa chitarra, un nome a queste mura umide. Lentamente volo, vado via da qui, sorrido e sento la mia libertà. Lentamente lascio questa chitarra, un nome a queste mura umide. Lentamente vado via da qui, lentamente vado via così, lentamente no, lentamente solo via così, lentamente senti sono qui, no, lentamente solo via da qui, lentamente i Not, stiamo così scoprendo parte del vostro